Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa anche su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani e poi naturalmente un approfondimento sui fatti regionali, ma intanto partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, dove ci sono tante notizie, ma in primo piano ancora gli occhi del mondo sono puntati sul Minnesota. E allora andiamo a vedere Minneapolis, la frenata di Trump. Questo è il titolo: via Bovino, il leader USA invita lo zar delle frontiere, il caso poi degli agenti ICE inviati per Milano Cortina. La decisione dopo le polemiche sulla morte di Pretti, rimosso dall'incarico il comandante dei federali. Oggi lascerà la città. Le prime decisioni di Trump dopo la morte di Pretti per mano dei poliziotti. Il presidente manderà a Minneapolis Tom Homan, lo zar delle frontiere. Sarà rimosso dal comando anche Gregory Bovino. Fa discutere l'ipotesi poi di inviare gli uomini dell'ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina, che inizieranno il 6 febbraio. Vedremo tra poco anche quali sono le reazioni nel nostro paese, ma intanto vediamo in Iran sale la tensione, Roma in allarme, ritirato il personale, arriva la portaerei americana. In Cisgiordania, Colono minaccia i carabinieri, protesta di Tajani, Israele convocato l'ambasciatore. E poi la fotonotizia nel taglio centrale dedicata alla Sicilia. Siamo nel Calatino, a Nisseni, appunto a Niscemi, scusate, il paese sospeso sull'orlo del precipizio. Allarme a Niscemi, la frana è lunga 4 chilometri, frana che vediamo appunto in questa fotografia, che ritroveremo poi su tutta la stampa regionale in primo piano. Ma intanto a Milano, ucciso da un poliziotto in un controllo antidroga, aveva una pistola a salve. La vittima è un 28enne del Nord Africa. Si torna a parlare della strage di Capodanno a Crans-Montana, linea dura del governo italiano con la Svizzera, governo che chiede collaborazione, il gelo diplomatico. E poi il caso, il femminicidio ad Anguillara, l'assassino scrive al figlio dal carcere. La Repubblica, vediamo il caso ICE in primo piano, Trump che arretra, avviato ritiro parziale da Minneapolis e affidate le operazioni a Homan, lo zar dei confini. Fontana poi annuncia, gli agenti dell'ICE arriveranno in Lombardia per le Olimpiadi, il ministro Piantedosi lo smentisce. Oggi c'è un'intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Bugie americane sui nostri soldati in Afghanistan, ha detto. Ancora, sempre su questa prima pagina, vediamo Niscemi, alluvioni, Niscemi in ginocchio e dal governo arrivano soltanto briciole. Ieri ricordiamo Consiglio dei Ministri che è stato anticipato per dichiarare lo stato di emergenza in Sicilia, Calabria e in Sardegna, le 3 regioni maggiormente colpite dal ciclone Harry. E poi vedremo anche quali sono state le reazioni a fronte dei 100 milioni stanziati per tutte e 3 le regioni. Ma intanto vediamo anche qui la cronaca. Carabinieri minacciati dai coloni, protesta dell'Italia con Israele. Sempre cronaca, nel taglio basso, Milano, poliziotto uccide un giovane, era armato ma con una pistola a salve. E poi, in attesa dell'inizio dei giochi invernali, la destra censura Gali sul palco appunto dei giochi per le sue idee più volte manifestate durante i suoi spettacoli contro la linea del governo italiano. Vediamo la stampa in alto. Oggi è il 27 gennaio, il giorno della memoria per ricordare le vittime della Shoah e paura, antisemitismo, vietati cortei ed eventi. E poi Olimpiadi, agenti ICE già in Italia.
Fontana per la sicurezza dei vertici degli Stati Uniti. Questa è la motivazione ufficiale, per questo appunto sarebbero stati inviati questi poliziotti speciali che sono finiti nei fatti di cronaca appunto degli ultimi giorni. L'opposizione dice sono assassini, e poi Minneapolis, Trump allontana il capo delle milizie, e poi Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare da coloni armati, Meloni, inaccettabile, convocato l'ambasciatore. La fotonotizia invece è dedicata a questo omicidio a Milano. Un poliziotto ha ucciso un 29enne che aveva una pistola a salve. Il ministro Salvini: sto con le forze dell'ordine. Su Avvenire vediamo in primo piano il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che parla di fine vita ma anche di referendum sulla giustizia. Curare le ferite è il titolo di apertura di oggi. Il presidente della CEI parla di fine vita, la risposta alla sofferenza non è offrire la morte, queste le sue parole. Poi sul referendum va ribadita l'importanza della partecipazione, i giudici siano autonomi. E poi dicevamo oggi giorno della memoria, l'antisemitismo riguarda tutti, raddoppiati i casi di atti ostili. Nel taglio centrale vediamo da un lato Trump che cerca di spegnere la rivolta a Minneapolis, e poi i carabinieri minacciati, Roma protesta con Tel Aviv. Vediamo ancora una notizia, 400 migranti dispersi, sono tragedie non inevitabili. Le tempeste nel Mediterraneo in questi giorni a causa del maltempo e del ciclone appunto che si è abbattuto su tutta l'area del Mediterraneo e che ha colpito il Sud Italia e le isole maggiori. Ci sono stati diversi naufragi, morti accertati, ma ci sono centinaia di dispersi. Vediamo il resto del Carlino di oggi. In alto il governo alla Svizzera, indagini congiunte sul rogo di Crans-Montana. L'esecutivo, l'ambasciatore rientrerà solo se Berna collabora, ma l'apertura è dedicata a questo fatto che riguarda il nostro paese e i rapporti con Israele, minacce ai carabinieri. Meloni che dice è inaccettabile i militari costretti a inginocchiarsi dai coloni. Tajani che protesta con l'ambasciatore di Tel Aviv. E poi oggi giorno della memoria, polemiche su Gali all'inaugurazione di Milano Cortina. Gali che tra l'altro aveva lanciato dei messaggi pro-PAL. Vediamo ancora Milano, spari a un controllo, poliziotto uccide un 28enne. Questa notizia appunto la ritroviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani, ma vediamo anche che si parla del caso, dello scandalo che ha travolto Alfonso Signorini, un caso che è stato tirato fuori da Fabrizio Corona. Adesso il giudice blocca il sito di Corona, falsissimo. Sanremo canta di guerra, amore e fragilità. Cambiamo argomento, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo che inizierà a fine febbraio. Conti, il festival è un bouquet per tutti. Sono stati presentati i testi in gara alla stampa, dall'urban rap al romanticismo. Vediamo il giornale di oggi. In primo piano intanto si torna a parlare del caso tra la trasmissione Report e il garante della privacy. La toga pro migranti assolve Report, revocata la multa a Ranucci, dietro la decisione il giudice che bocciò il governo, scrive appunto il giornale. A salvare Ranucci è Corrado Bile, all'apparenza battitore libero. La sua vicinanza alle toghe di sinistra emerge sia nei contributi che offre sulla rivista di Magistratura Democratica, sia nei colpi assestati al piano Mattei e alla politica anti-immigrazione clandestina. Ancora vediamo
In alto lo scontro politico. Obama premiò l'ICE per i 500.000 espulsi, mentre Trump valuta il ritiro degli agenti dal Minnesota. Trump manda a Minneapolis lo zar dei confini che Obama premiò per aver espulso 500.000 persone. E poi le follie dell'ANM su Minneapolis. Votiamo no al referendum per evitare morti. Anche qui, in un post sui social, il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati Rocco Maruotti ha accostato le violenze dell'ICE alla riforma. E poi c'è la replica del ministro Nordio, il guardasigilli italiano, che dice messaggio disgustoso. Far West a Milano, poliziotto uccide pusher, così il giornale titola la notizia della morte appunto di questo 28enne nordafricano. Salvini sto con gli agenti, ma andiamo a vedere anche le altre prime pagine, anche le altre notizie. Intanto siamo sul Sole 24 Ore, notizie di economia. L'oro segna un altro record, oro senza limiti, oltre $5.000. Le cause del rally, le tensioni geopolitiche, timori sul debito e anche la sfiducia verso gli Stati Uniti. E poi il record anche per il platino e argento, mentre il dollaro continua ad indebolirsi per la politica appunto trumpiana. Ma vediamo anche altre notizie. Lotta all'evasione, più risorse per il fisco, 2.300 assunzioni, nuovi ingressi in 2 anni, nel 2026 previsti oltre 600.000 accertamenti. E ancora cure per gli animali, le spese sono raddoppiate in 9 anni. I farmaci per gli animali molto più costosi di quelli identici per gli umani. Conto salato, scrive appunto il Sole 24 Ore. E poi vediamo il Fatto Quotidiano, in alto Niscemi, frana, 1.500 evacuati, il governo rilancia il condono, la sanatoria edilizia torna nel decreto mille proroghe. Ricordiamo che era stata inserita nella legge di bilancio, poi era stata appunto invece tolta e quindi stralciata. Nuovi smottamenti dopo quelli del 1997 dal governo, 100 milioni per la Sicilia, ma i danni sono di 2 miliardi. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega riesumano il colpo di spugna che era uscito appunto dalla manovra finanziaria del condono edilizio. E poi Olimpiadi, dopo l'AIS, i blindati del Qatar, Piantedosi smentito, ambasciata statunitense, la milizia è a Milano. Ci fermiamo, facciamo una pausa e poi inizieremo la nostra rassegna stampa sui fatti regionali. Come avete sentito in primo piano c'è la frana a Niscemi, una situazione di grave emergenza. E poi naturalmente torneremo a parlare del maltempo e di questo stanziamento da parte del Consiglio dei Ministri di 100 milioni di euro per 3 regioni. Vi aspetto tra poco. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa che dedichiamo naturalmente ai fatti regionali. In primo piano, come abbiamo detto prima, c'è il maltempo. Ieri Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza e ha stanziato 100 milioni di euro per Sicilia, Calabria e Sardegna, le 3 regioni colpite dal ciclone Harry. Ma poi c'è un'emergenza nell'emergenza, perché nelle ultime 48 ore c'è una situazione grave a Niscemi, dove c'è stata una frana. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ci sono 1.500 persone evacuate e la zona rossa si è estesa. Noi siamo direttamente a Niscemi con la nostra inviata Giusy Lazzara, che tra l'altro è in compagnia del prefetto. Giusy, a te la linea.
Sì, siamo qui davanti al municipio di Niscemi, fra qualche minuto inizierà l'incontro con il direttore nazionale della protezione civile siciliano e poi ci sarà anche il presidente della regione. Di ora in ora si affollano anche e aumenta la fila degli sfollati che qui vengono a registrarsi per poter prendere le cose nelle loro case nella zona rossa che si è ampliata nelle ultime ore proprio perché la frana non si ferma. Ma noi abbiamo intercettato proprio qualche minuto fa il prefetto di Caltanissetta, Daniela Licia Messina, che fa il punto un po' della situazione e soprattutto anche pone l'accento non solo ovviamente sulla sistemazione di chi ha perso la casa, ma anche sulla viabilità, perché pensate, questo è un paese che praticamente non ha più strade, non ha più comunicazione con le altre province, vicino Gela, insomma siamo qui in provincia di Caltanissetta e quindi questa frana di 4 chilometri profondissima è veramente uno squarcio dentro la città. Ma possiamo adesso sentire il prefetto di Caltanissetta. Purtroppo questa frana si era già manifestata una trentina di anni fa, ma questa volta ha assunto delle dimensioni grandissime, sono 4 chilometri. Ci sono danni importantissimi alle cose, se vogliamo vedere qualcosa di positivo, nessuna persona è rimasta coinvolta e questo non è poco. Il sistema della protezione civile comunale, regionale e nazionale si è attivato subito, quindi stiamo cercando delle soluzioni per i problemi più urgenti. Per quanto mi riguarda credo che uno dei primi da risolvere ovviamente la sistemazione delle famiglie sfollate, e su questo abbiamo ricevuto anche delle attestazioni di solidarietà e di supporto che oltre a essere utili sono anche commoventi, ecco, segnali di grande civiltà di cui parleremo all'incontro con il Presidente della Regione e il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Dicevo, un problema importantissimo che va risolto è quello della viabilità e su questo ci siamo anche impegnati. Ovviamente sono attività che vengono svolte dai tecnici, in particolare i tecnici della provincia, perché parliamo di strade provinciali di accesso al comune di Niscemi. Però io credo che otterremo anche il supporto del Genio Militare che potrà in poco tempo realizzare qualcosa. L'importante è capire di cosa abbiamo bisogno e di cosa deve essere realizzato subito. E da Niscemi per adesso è tutto, ci risentiremo ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te la linea. Grazie Giusi. Tutti gli aggiornamenti appunto nelle prossime edizioni dei TG di Telecolor Antenna Sicilia. Ricordiamo che oggi, come diceva anche la collega, la nostra inviata, sono arrivati il Presidente Schifani e il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Domani sarà la volta invece del Ministro della Protezione Civile Musumeci che si recherà a Niscemi, questo nuovo fronte dell'emergenza che si è aperto in Sicilia dopo naturalmente tutti i luoghi che sono stati devastati invece sulla zona costiera dal ciclone Harry. Ma intanto ritorniamo alla lettura dei quotidiani, perché proprio Niscemi è in primo piano, lo abbiamo visto sia sulla stampa nazionale prima, lo vediamo meglio anche sui quotidiani regionali. Allora ripartiamo da Repubblica Palermo. Niscemi sprofonda, questo è il titolo appunto che è stato scelto per raccontare questa tragedia. La frana non si ferma, in serata sale a 1500 il numero degli evacuati, case e ricordi cancellati. C'è la paura del sindaco che dice risorgeremo, ma poi l'apertura è dedicata al ciclone Harry, appunto. Ieri Consiglio dei Ministri dichiarato lo stato di emergenza, stanziati i primi 100 milioni appunto per fronteggiare questa emergenza, sono circa 33 milioni per Regione, Sicilia, Calabria e Sardegna, ma c'è lo scontro appunto su questi fondi. Il CDM nomina Schifani commissario e stanzia 33 milioni per l'emergenza, il governatore ne aveva chiesti invece il doppio
E poi task force della regione, permessi più veloci, quello che hanno chiesto un po' tutti, soprattutto gli imprenditori che sono stati colpiti duramente dai danni del maltempo, ma un po' tutti i cittadini, cioè di evitare troppa burocrazia per aiutare appunto la gente a risollevarsi. Allora andiamo a vedere all'interno di Repubblica Palermo: Niscemi, lacrime e rabbia, gli sfollati sono 1500, case e ricordi cancellati, il paese in provincia di Caltanissetta è isolato, il capo della Protezione Civile Nazionale, evacuati in aumento, la frana continua, i soccorsi sotto la pioggia battente. Oggi una tregua del tempo, ma ricordiamo che fino a ieri appunto la pioggia incessante non ha aiutato la situazione, anzi l'ha aggravata notevolmente. Infatti in serata proprio è stata diramata questa notizia dell'aumento del numero degli evacuati. Dicevamo le parole del sindaco Massimiliano Conti: abbiamo paura, è inutile nasconderlo, ma questo paese risorgerà. Viviamo fra gli scricchioli e anche peggio dell'incubo del 97, così come ricordava il prefetto Messina al microfono di Giusy Lazzara. Già 30 anni fa c'era stato un precedente, quando venne abbattuta la chiesa di Sante Croci. E ancora vediamo il racconto, sempre su Repubblica Palermo: tutta la vita in una busta, 10 minuti a testa per entrare in zona rossa. Questo è il racconto di chi ha dovuto recuperare in pochi minuti le cose più care, abbandonare la casa. Le famiglie niscernesi hanno avuto la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni solo per prendere appunto gli oggetti più cari. Andiamo a vedere invece il maltempo, il governo che dichiara l'emergenza, ma è scontro sui fondi. Siamo sempre su Repubblica Palermo: dal CDM 33 milioni per la Sicilia, Schifani aveva chiesto il doppio, opposizione CGIL vanno all'attacco, è un'elemosina. Oggi arriva la leader dei Dem, Elly Schlein, alla Sicilia, la stessa cifra messa a disposizione delle altre aree che hanno avuto però dei danni minori. Irritazione del presidente nei confronti del ministro Musumeci. Vediamo anche le altre prime pagine, andiamo a vedere la Sicilia. Questa notizia in apertura: maltempo alla Sicilia, 33 milioni, un primo passo. E poi invece dall'altro lato si parla di elemosina, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ma è polemica all'Arsi ipotesi di ulteriori fondi. E anche qui Niscemi nel baratro, frana, chi ha la casa lì non rientrerà più. Oggi Schifani e Schlein in visita, abbiamo detto, assieme anche al capo della Protezione Civile siciliano. Sono già lì a Niscemi, come ci ha raccontato appunto Giusy Lazzara. Vediamo ancora altre prime pagine, il giornale di Sicilia di oggi: ciclone, un commissario e spiccioli, pieni poteri a Schifani, così appunto ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri di affidare ai 3 governatori di Sicilia, Calabria e Sardegna appunto i pieni poteri di nominarli commissari, pieni poteri per la ricostruzione, ma da Roma arrivano soltanto 33 milioni a fronte di una stima dei danni di 1,5 miliardi. Musumeci sono risorse per le prime urgenze. E poi la frana che ha colpito e ha messo in ginocchio il paese di Niscemi che rischia di sprofondare. Il fronte degli smottamenti adesso è lungo 4 chilometri. Abbiamo detto, secondo gli ultimi dati, sono 1500 le persone già evacuate, ma un centinaio di edifici sgomberati, tra cui c'è anche una scuola. E poi ancora la Gazzetta del Sud: maltempo, Harry, danni per 1,5 miliardi, ma il CDM stanzia soltanto 33 milioni. Schifani nominato commissario, annulla la conferenza stampa, interessati 70 comuni messinesi. L'altra emergenza poi è vasto, 4 chilometri, il fronte della frana che ha sconvolto la cittadina di Niscemi, 1500 persone costrette ad abbandonare le aree che si trovano a ridosso della zona rossa. E qui vediamo appunto in questa foto alcune case che sono rimaste in bilico sullo strapiombo, su questa frana lunga 4 chilometri. Noi ci fermiamo con questa immagine, con questa notizia. Vi ricordiamo
tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata.